Bentrovati, quarto appuntamento della nuova stagione di Mezz'ora a Mezzogiorno, il nostro rotocalco di approfondimento nel quale, come ormai saprete, proponiamo un ospite che si racconterà e con noi tratterà i temi più importanti che interessano la collettività. La puntata odierna ha un comune denominatore con il penultimo appuntamento di questa stagione. In quell'occasione, infatti, abbiamo parlato di sicurezza virtuale e dei rischi della rete. Oggi invece ci occupiamo di sicurezza reale, quella quotidiana, e lo facciamo con il dottor Giuseppe Bellassai, che è il questore di Catania. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Signor Questore, sono trascorsi 13 mesi dal suo insediamento a Catania, infatti l'incarico risale al 2 ottobre del 2023. Cosa ha trovato al suo arrivo nella questura e cosa è cambiato in questo poco più di anno di sua reggenza? Ma io non vorrei sottolineare, insomma, gli aspetti del cambiamento, vorrei semplicemente dire quello che abbiamo cercato di fare in questo anno, e cioè, come dire, vitalizzare gli uffici della questura, soprattutto quelli deputati al controllo del territorio, continuare a spingere sulle attività investigative relative in particolar modo alle grandi organizzazioni criminali e creare sinergie con gli altri attori della sicurezza, tutti gli altri attori della sicurezza, nessuno escluso. Lei ha girato in lungo e in largo la Sicilia, è stato a Ragusa dal 1991 al 2005 e in quegli anni sono state smantellate le cosche locali. Poi dal 2010 al 2014 è stato vicario del questore di Trapani, dall'agosto 2014 è per 2 anni vicario alla questura di Palermo. Che difficoltà uguali e diverse ha dovuto affrontare nelle varie province isolane? Ma guardi, io credo che ogni contesto territoriale abbia le sue peculiarità e quindi inevitabilmente richieda un approccio diverso, degli interventi differenti. Il minimo comune denominatore in tutte le province che lei ha citato è la presenza di organizzazioni di stampo mafioso, anche se molto differenti le une dalle altre. Il fenomeno criminale mafioso a Ragusa ha connotati che poco hanno a che fare con quello trapanese, con quello palermitano e anche con quello catanese. A Ragusa, nel periodo in cui io ho diretto la squadra mobile, l'organizzazione dominante era un'organizzazione che faceva riferimento alla Stidda, che è appunto una consorteria criminale che si è formata in contrapposizione proprio a Cosa Nostra. Quando invece poi a Trapani e a Palermo Cosa Nostra la fa da padrone, mentre a Catania ho trovato una pluralità di organizzazioni criminali, alcune importantissime, che fanno capo a Gruppo Santa Paola, Ercolano. Gruppo Santa Paola, Ercolano, a Cosa Nostra, altre invece del tutto svincolate rispetto e molto spesso storicamente in contrapposizione con il Gruppo Santa Paola, Ercolano e con tutti gli altri gruppi del territorio provinciale in qualche modo vicini a Cosa Nostra. In questo momento su Catania qual è la cosca dominante? Ma io credo che la cosca, l'organizzazione criminale facente capo a Santa Paola Ercolano da una parte e Cappello Buonaccorso dall'altra siano comunque quelle di gran lunga più importanti in termini di capacità criminale e anche di capacità di, come dire, di infiltrare il tessuto sociale rispetto alle altre.
Dopo il suo impegno nel capoluogo isolano arriva la promozione a dirigente superiore che le permette di guidare la questura di Benevento, poi quella di Taranto e infine quella di Perugia prima di rientrare in Sicilia. Tra l'altro a Perugia ha avuto uno step superiore di promozione. Ecco, nelle altre regioni ha trovato più agevole il suo impegno professionale rispetto alla Sicilia? Guardi, è lo stesso discorso che ho fatto poc'anzi per le province siciliane. È chiaro che realtà come quella di Benevento o anche quella di Perugia sono delle realtà meno complicate per quanto riguarda soprattutto il contrasto alla criminalità organizzata rispetto alle realtà pugliesi, Taranto appunto, o a quelle siciliane, Catania da ultimo. Ogni provincia, ogni territorio però ha delle sue difficoltà, ha delle sue criticità. E quelle vanno poi come dire, affrontate, vanno attenzionate, vanno combattute. È molto importante, muovendosi da un territorio ad un altro, riuscire comunque ad essere sempre in ascolto delle esigenze della collettività. Che sono appunto diverse da territorio a territorio. Sono diverse e tutte parimenti da tenere in grande considerazione. Torniamo alla sua attività a Catania. Fortunatamente, signor Questore, sembrano lontani gli anni in cui gli omicidi erano all'ordine del giorno, omicidi che riguardavano e interessavano purtroppo negativamente anche le forze dell'ordine. Ma questo perché? Si è raggiunto un equilibrio ed è finita la guerra tra le cosche, oppure la criminalità punta ad altri obiettivi, ad esempio al mercato della droga che accontenta un po' tutti i gruppi criminali? Ma io credo che, penso che sia del tutto evidente che c'è stato un cambio di paradigma da parte delle organizzazioni criminali, non soltanto in Sicilia, su tutto il territorio nazionale e certamente in tutte le regioni meridionali della nostra penisola, che sono quelle che esprimono le organizzazioni criminali più importanti, dalla Campania con la Camorra, all''ndrangheta in Calabria, alla Puglia con la Sacra Corona Unita. Anche in Sicilia, forse per primo in Sicilia, dopo il periodo tremendo delle stragi dei primi anni 90 e in ragione anche della reazione potente, fortissima da parte dello Stato, delle istituzioni, l'organizzazione criminale Cosa Nostra in particolare ha cominciato a tenere un atteggiamento di basso profilo. È del tutto evidente che sono diminuiti i numeri, fortunatamente i numeri per esempio dei morti per mafia, il che non significa che il fenomeno mafioso sia meno pericoloso, meno aggressivo, significa semplicemente che ha cambiato metodo e che però in maniera più silente continua a fare i suoi affari illeciti. Lei ha quasi anticipato la risposta alla mia prossima domanda, perché parlava di Cosa Nostra. Ecco, con la morte di Totò Riina, Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, la mappa dei vertici di Cosa Nostra è cambiata, o possiamo sperare che la morte di questi 3 criminali ha fatto morire anche Cosa Nostra? Cosa Nostra è sempre viva, ma con che potenzialità adesso? Ma lo dicevo appunto poc'anzi, lo anticipava lei, io credo che siano cambiati gli schemi organizzativi all'interno dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e vorrei come dire, fare riferimento in particolare, perché è questo che poi a cui guardo con maggiore attenzione, cioè a Catania. E a Catania devo dire che stiamo vivendo una stagione di
relativa tranquillità, anche se interrotta spesso da regolamenti di conti, da gambizzazioni, ma c'è appunto anche a Catania si vede questo tentativo da parte delle organizzazioni criminali, sia quelle facenti riferimento a Cosa Nostra, sia le altre contrapposte a Cosa Nostra e comunque non inserite nel circuito di Cosa Nostra, di inabissarsi, di fare affari illeciti molto più in sordina rispetto al passato. Come bene diceva lei, uno dei punti di forza delle organizzazioni criminali è diventato, a Catania in particolare, è diventato quello del traffico della droga. Il traffico e lo spaccio di stupefacenti. Ci sono piazze di spaccio numerose e in moltissime, direi in tutti i quartieri del capoluogo etneo. Si è tentato però negli anni di raggiungere una sorta di, come lo chiamava lei poc'anzi, di equilibrio da questo punto di vista, che talvolta però è interrotto da fibrillazioni che poi possono portare anche a degli episodi gravi, appunto facevo riferimento alle gambizzazioni o comunque tentativi di omicidio a cui abbiamo assistito nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. Ecco, in questo mutamento della criminalità organizzata, dal suo osservatorio, alle spalle ci sono sempre i colletti bianchi e le collusioni col potere politico e imprenditoriale? Ricordiamo Catania era famosa ai tempi dei Cavalieri del Lavoro, della mafia, insomma, collusa con la politica. Guardi, io credo che questo lo dicano poi gli esiti delle indagini che si sono fatte, si sono concluse nell'ultimo periodo di tempo e che appunto hanno dato contezza di una certa situazione e di un certo rapporto con le organizzazioni criminali di certi mondi. Certo è, vorrei dire che in questo momento le organizzazioni criminali, sicuramente quelle più importanti tra le organizzazioni criminali, quelle di cui parlavo poc'anzi e che hanno una maggiore capacità di infiltrarsi nel tessuto sociale, hanno bisogno per fare i loro affari illeciti di una sponda con il mondo imprenditoriale in particolare. E anche una protezione certo, a livello politico. E certamente hanno bisogno e quindi tentano di infiltrare anche altri livelli proprio per la necessità di acquisire dei vantaggi economici dai vari appalti pubblici che appunto ci sono sul territorio. In questi giorni si parla nuovamente del ponte sullo Stretto di Messina che pare finalmente possa arrivare a un progetto definitivo entro dicembre. Ecco, molti temono l'infiltrazione mafiosa anche lì, in questo grande appalto, in questa grossa torta da spartire. C'è questo rischio oppure ormai insomma, i vostri metodi di intervento sono talmente efficaci che sono pericoli ormai scongiurati? Ma guardi, io credo che il rischio ci sia sempre e che però sia molto forte l'attenzione da parte delle istituzioni per cercare di respingerlo questo rischio. Peraltro da questo punto di vista le capacità degli enti preposti, in particolar modo delle forze di polizia e della magistratura che li coordina e per altri profili anche delle prefetture, degli uffici territoriali di governo, le capacità si sono particolarmente affinate e quindi è più, come dire, è maggiore la possibilità di prevenire e di contrastare determinati tentativi di infiltrazione.
Torniamo a Catania. Molti cittadini lamentano una carente sicurezza nelle zone centrali della città. Sovente bande di bulli nella centralissima via Etnea, che è il cuore di Catania, appunto importunano giovani, ragazze, turisti. Ecco, come state cercando di contrastare questi fenomeni di bullismo e di criminalità spicciola? Guardi, io non la chiamerei criminalità spicciola perché talvolta ho anche delle remore a chiamarla microcriminalità, perché mi pare di sminuire l'importanza di certi fenomeni che invece oggi nella percezione di sicurezza del cittadino hanno un ruolo Importante. Persino predominante rispetto ad altri fenomeni criminali di maggiore spessore. Penso a tutti i reati che in qualche modo sono legati alle organizzazioni criminali mafiose. Mi piacerebbe parlare, anche se il termine tecnico di microcriminalità è assolutamente corretto, mi piacerebbe parlare di criminalità comune. E sicuramente a Catania determinate forme di reato hanno una incidenza particolarmente importante e rischiano di determinare l'insicurezza appunto della collettività catanese. Parlo di furti, soprattutto furti di autovetture o di parti di autovetture, parlo di scippi, parlo di rapine, rapinette su strada o anche negli esercizi commerciali. Devo dire però che da questo punto di vista, e tengo da parte per ora il problema a cui lei accennava, quello del bullismo, da questo punto di vista l'attività che stiamo facendo è un'attività particolarmente importante. Abbiamo cercato sin dall'inizio, lo dicevo appunto quando abbiamo iniziato appunto questo nostro colloquio, abbiamo cercato di rafforzare notevolmente il controllo del territorio, di migliorarlo e credo anche con dei risultati assolutamente positivi. La gente, la collettività, i cittadini hanno bisogno di vederci per strada, di sapere che ci siamo. La presenza, insomma. Di una presenza, chiaramente una presenza che non deve essere mai disgiunta da una capacità di intervento e da capacità anche di soluzione dei problemi. Ma è molto importante che il cittadino sappia che può fare riferimento a noi e che acquisisca in questo modo fiducia nelle forze di polizia e nello specifico, per quanto mi riguarda, nella Polizia di Stato. Io vorrei tornare dopo su questo problema della fiducia e poi le dico anche il perché. Intanto vorrei passare dai giovani alle donne. Come inquadrate il ruolo femminile all'interno della criminalità locale, specie quello delle donne dei capi che sono rinchiusi nelle case circondariali? Ecco, cosa fanno? Assumono il comando, prendono decisioni, ricevono indicazioni dal carcere? Chiaramente le organizzazioni criminali mafiose, come in altri territori, hanno diciamo, una caratterizzazione patriarcale, l'hanno sempre avuta. E quindi ai vertici delle cosche noi troviamo sempre, sostanzialmente, tranne rarissime eccezioni, degli uomini. Le donne però hanno assunto nel tempo un ruolo sempre più hanno conquistato importante. Terreno criminale. Ma hanno conquistato terreno anche per la necessità, lei faceva riferimento alle donne, di sostituire il capofamiglia, di fare da trade union tra i vertici dell'organizzazione, tra i capi dell'organizzazione reclusi, detenuti e gli affiliati che si trovano fuori.
E da ultimo probabilmente hanno assunto un ruolo anche, diciamo, in termini operativi importante all'interno delle organizzazioni criminali, soprattutto per ciò che riguarda il traffico e lo spaccio degli stupefacenti. Ecco, siamo al capitolo che dicevo prima, la fiducia, e prima di affrontarlo vorrei farle vedere cosa dichiarò lei in occasione della conferenza stampa quando si insediò a Catania. Vediamo. Noi abbiamo un dovere assoluto come Polizia di Stato, quello di conquistarci la fiducia del cittadino. La fiducia del cittadino ce la dobbiamo conquistare quotidianamente con un'azione di presenza sul territorio che dia i risultati ai quali i cittadini aspirano. Ed è attraverso la fiducia conquistata della collettività che noi speriamo di aumentare e rendere più importante la collaborazione della collettività, del cittadino. La sicurezza oggi è in capo a noi, Polizia di Stato, alle forze di polizia, al signor prefetto, ma la si può fare bene soltanto con la collaborazione di tutti. Ecco perché io l'avevo fermata. Sì. Volevo chiederle proprio questo. Dopo 13 mesi di permanenza qui a Catania, ritiene di avere conquistato la fiducia dei cittadini? Cioè, c'è più collaborazione della cittadinanza con la polizia o la divisa è sempre vista da taluni, fortunatamente taluni, con distacco e a volte addirittura diffidenza? Ma guardi, intanto mi piace sottolineare soltanto per un attimo che vedo, lo dico a me stesso, vedo insomma una coerenza nelle cose che dico. Insomma, l'unica cosa che è cambiata è che non ha più la barba rispetto alla conferenza, sì, poi la coerenza è sempre quella. È vero. Guardi, io non credo che si tratti di una questione di diffidenza nei confronti della divisa. Certo, ci sono alcune fasce di popolazione che avranno sempre questo atteggiamento. Che vedono addirittura come nemico il poliziotto, insomma, possono vederlo e lo vedono sicuramente come un ostacolo e quindi come appunto un elemento di difficoltà per loro e per la loro azione. Il problema del rapporto con la tanta parte onesta dei cittadini, la grande parte, che poi è la gran parte dei cittadini catanesi, è nel riuscire a far capire loro che possono fare riferimento a noi come forza di polizia, alla Polizia di Stato come alle altre forze di polizia. Insomma, entrare nella mentalità che siete amici e non nemici. Ma la mentalità, direi, oltre che questo, anche la mentalità che il rapporto con la Polizia di Stato può produrre dei risultati concretamente positivi. Questo richiede appunto che si sia presente sul territorio da parte nostra, che si operi nella migliore maniera possibile, quindi in maniera professionale, che si sia sempre in ascolto delle esigenze della gente e capaci di intervenire quando è effettivamente necessario, per cercare di rimuovere determinati problemi, determinate criticità, anche quelle che potrebbero sembrare le meno gravi, le meno importanti, e che pure costituiscono che incidono profondamente sulla percezione di sicurezza del cittadino. Ecco, in questa analisi, in questo studio del territorio, dei comportamenti dei cittadini, quali sono dal suo osservatorio i reati più numerosi e quelli più odiosi che registrate in città? Ma guardi, io
direi che tutti i reati appunto di criminalità comune, dicevamo, di microcriminalità, se la vogliamo definire diversamente, sono sicuramente quelli più odiosi, quelli che vengono proprio mal digeriti dal cittadino, e si capisce anche il motivo, l'essere scippato per strada, l'essere rapinato, piuttosto che l'essere derubato in casa propria, o vedere la propria macchina asportata anche in tempi relativamente brevi. La si lascia in un parcheggio, si ritorna e non la si trova più. Questi sicuramente sono i reati più odiosi, ma ci sono anche delle forme di illegalità che in qualche maniera reati non sono, ma che sono percepite come altrettanto odiose. Voglio dire, i parcheggiatori abusivi diventano per il cittadino un problema. Questa loro richiesta, che non è una richiesta estorsiva. È proprio un'estorsione. Cioè, tecnicamente non sì. lo è, ma comunque costituisce diciamo un grave fastidio per il cittadino. E peraltro devo dire che dà un'immagine assolutamente negativa della città. Una città che ha una vocazione turistica e che quindi deve cercare di dare la miglior immagine di sé, al contrario. Ma a Catania secondo lei è sempre efficace la prevenzione oppure funziona soltanto la repressione? No, io sono assolutamente convinto che la prevenzione sia efficace. Deve essere una prevenzione che, come stiamo cercando di fare, veda tutti gli attori coinvolti nel tentativo di dare maggiore sicurezza ai cittadini. C'è necessità, c'è assoluto bisogno che ognuno faccia la sua parte, ma che la faccia insieme agli altri. Noi con le altre forze di polizia, con la polizia locale, ma con tutti quanti gli altri enti, che ognuno nel proprio settore fa sicurezza. Vede, per esempio, da ultimo, ne daremo conto tra qualche giorno, noi abbiamo creato una rete di collaborazione con l'ASP veterinaria, con altri, il corpo della polizia forestale, l'annona della polizia locale, per fare dei controlli negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Perché la sicurezza è anche quella. Cioè il cittadino percepisce l'insicurezza anche quando si trova ad andare in determinati locali dove verifica che ci sono delle condizioni di assoluta illegalità. E quindi dobbiamo intervenire in questo senso. I risultati che abbiamo avuto sono importanti e credo che solo in questo modo, mettendo assieme a fattor comune le nostre potenzialità ma anche le nostre professionalità, tutti insieme riusciremo a dare delle risposte alla città di Catania, alla collettività catanese in termini di prevenzione. Poi il contrasto è fondamentale, anche quello è fondamentale. Le due cose non sono separate, non sono alternative, vanno a braccetto. Devono andare assolutamente a braccetto. Poi c'è un tema che è quello culturale e della prevenzione che si può fare anche in quel modo e soprattutto approcciandosi in maniera importante al mondo dei giovani, delle giovani generazioni. Infatti voi girate spesso le scuole per cercare di portare appunto il verbo della legalità. Come vede il futuro dei giovani di oggi e dunque come vede la Catania, come immagina la Catania di domani? Guardi, io credo che bisogna essere sempre ottimisti.
non ottimisti a tutti i costi, ma sicuramente ottimisti. Credo in generale, non è un discorso che riguarda soltanto Catania chiaramente, che le giovani generazioni siano di gran lunga migliori di come noi le rappresentiamo, di come noi generazioni eravamo. Ma di come noi ce l'immaginiamo. Troppo spesso ne parliamo come di generazioni di ragazzi disinteressati rispetto al sociale, cosa che non è assolutamente vera. Noi lo constatiamo grazie a queste iniziative che portiamo, soprattutto le iniziative che portiamo nelle scuole. I ragazzi sono interessati, hanno bisogno di essere ben educati e questo è il nostro compito. Per attuare tutti questi buoni propositi di raggiungimento della sicurezza occorre personale che oltre ad essere competente deve essere adeguato. Dunque prima di chiudere mi sembra doveroso analizzare la situazione dell'organico della Questura di Catania. Guardi, io questo discorso che riguarda gli organici non voglio fuggire dalla domanda. La domanda è assolutamente pertinente e assolutamente corretta. Però lo dico sempre, questo discorso che riguarda gli organici dei nostri uffici è un discorso che non mi appassiona molto. Io credo che quello che abbiamo debba essere ottimizzato e noi cerchiamo di farlo. Cerchiamo di farlo anche attraverso una maggiore professionalizzazione delle nostre donne e dei nostri uomini e andando a puntare quelle che sono le criticità primarie che vanno affrontate. Penso che in questo modo si possa riuscire, e mi auguro che di questo abbia contezza la collettività, si possa riuscire ad ottenere dei risultati che siano dei risultati concreti. Brevemente proprio un flash, lei ha avuto grande esperienza anche nel mondo dell'immigrazione perché è stato diversi anni a Lampedusa a coordinare appunto la sicurezza sull'isola in fatto di immigrazione, soprattutto immigrazione appunto clandestina. Si parla in questi giorni tanto del centro accoglienza in Albania, tutte le polemiche che sono nate, insomma la procura che ha fatto riportare indietro in Italia gli immigrati che erano stati accompagnati in Albania. Come vede lei il fenomeno immigratorio e come in qualche modo si dovrebbe o si potrebbe contrastare? Ma guardi, chiaramente queste non sono, non è una domanda alla quale io possa dare una risposta dal mio punto di vista. Sono problemi, criticità a cui dà risposta il mondo della politica. Come è giusto che sia. Credo però, proprio per quell'esperienza fatta a Lampedusa per circa 4 anni e mezzo, che quello dell'immigrazione sia un fenomeno importante, assolutamente diciamo, grave nei suoi numeri, nei suoi connotati, nelle sue proporzioni, e quindi credo sia giusto cercare di dare delle risposte coerenti rispetto alla gravità di questo fenomeno. Signor Questore, grazie per il tempo che ci ha dedicato, per le risposte esaustive che ci ha dato e ringraziamo ovviamente anche chi è stato con noi e diamo appuntamento alla prossima trasmissione sempre con Mezz'ora a mezzogiorno.